42 anni di servizio, missioni in Italia e all'estero nell'Arma dei Carabinieri. Ispettore dell'Associazione Nazionale Carabinieri e ora anche amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Abbiamo con noi il generale Stefano Lupi. Scheda. Una lunga carriera nell'Arma dei Carabinieri, tra incarichi operativi, responsabilità di comando e missioni in ambito internazionale. Il generale di brigata Stefano Lupi, oggi in quiescenza, ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni, ricoprendo ruoli di primo piano in Italia e all'estero, anche nell'ambito delle attività della NATO. Padovano d'adozione, ha concluso il servizio attivo come capo ufficio ordinamento, addestramento, informazioni e operazioni del Comando Interregionale Vittorio Veneto, struttura di vertice dell'Arma competente per il nord-est. Nel corso della sua carriera si è distinto per capacità organizzative, esperienza sul campo e attenzione alla formazione del personale. Nel 2015 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Montebelluna, riconoscimento che testimonia il legame costruito con il territorio e l'impegno profuso al servizio della collettività. Dal 2023 è amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il più grande centro italiano dedicato alla ricerca scientifica sulle malattie pediatriche. Con sede a Padova, l'istituto promuove studi avanzati nel campo dell'oncologia pediatrica, delle malattie rare e della medicina di precisione, con l'obiettivo di trasformare la ricerca in nuove cure e migliori prospettive di vita per i bambini. Una realtà d'eccellenza che unisce scienza, innovazione e solidarietà e alla quale il generale Lupi è legato da molti anni. Oggi guida l'istituto in una fase di sviluppo e consolidamento, contribuendo a rafforzarne il ruolo come punto di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca pediatrica. Allora, buongiorno al generale Stefano Lupi, amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Buongiorno. Generale, una vita, possiamo dire, spesa a favore della collettività, perché 40 anni di carriera nei Carabinieri, ce li racconta in breve Italia, estero, esperienze? Molto volentieri. A 18 anni... presa la maturità, sono entrato in accademia convinto di voler intraprendere la carriera di ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Quindi aver trascorso 42 anni con l'uniforme dell'Arma mi ha consentito di coronare un sogno, ma soprattutto di riuscire a vedere quelle che erano le mie inclinazioni soddisfatte. Poter riuscire a mettersi a disposizione della collettività, della popolazione, di tutti coloro i quali avessero la necessità di essere aiutati, assistiti, prevenendo o anche reprimendo alcune violazioni che sicuramente sono quelle meno gradite. Un'attività iniziata da giovane tenente al termine del corso di formazione che mi ha visto impiegato in alcune località del sud Italia, quale comandante di plotone o di reparti distaccati nella Loride, per poi vedermi impiegato in tutti i vari comandi territoriali, radiomobile, compagnia, nucleo investigativo, reparto operativo, fino a fare il comandante provinciale. Quindi un percorso evolutivo che mi ha dato la possibilità di seguire da vicino nei vari contesti in cui mi sono trovato ad operare, al sud, al centro, al nord e soprattutto poi anche al nord-est, senza avere difficoltà a calarmi nelle realtà, ma soprattutto nei processi operativi che mi si sono presentati davanti. Un'attività che poi è culminata con un impiego in uno Stato Maggiore, preceduto però da missioni all'estero in Albania e in Kosovo, dove abbiamo portato con onore la presenza dell'Arma dei Carabinieri, ma delle Forze Armate Italiane e quindi della nostra bandiera a favore di popolazioni colpite da eventi che in quello scenario, in quello scacchiere internazionale avevano visto le popolazioni soffrire per vicissitudini interne. Quindi una forza di mantenimento della pace, una forza di aiuto e collaborazione civile e militare per dare loro la possibilità di riorganizzare le strutture pubbliche e soprattutto anche di ridare alla popolazione la fiducia in se stessa. Ecco, questo
in ambito generale, ma se dovessimo scendere un po' nel particolare, sicuramente la sua è stata un'esperienza molto formativa anche della sua persona, chiaramente aveva una vocazione, però poi nella quotidianità questa si è formata. Ma se parliamo, non so, appunto delle missioni all'estero, che forse sono quelle cose dove le persone da casa conoscono meno l'Arma dei Carabinieri come orientata verso una missione all'estero, perché ce li vediamo quotidianamente invece per la strada, nelle nostre città. Qual era il suo ruolo in quel caso? Cosa faceva operativamente? Allora, l'Arma dal lontano 92, soprattutto iniziando dallo scenario dei Balcani, è richiesta perché con la propria presenza riesce ad assicurare una qualità di intervento tipica di una organizzazione militare che abbia anche le caratteristiche di forza di polizia. Infatti l'Arma dei Carabinieri è una forza armata in servizio permanente di polizia. Quindi la struttura militare e la conseguente organizzazione ha dato la possibilità e dà ancora adesso in tutti gli scenari in cui c'è bisogno di intervenire dopo che la pace è stata riportata, a mantenerla, con le capacità di rimanere vicine alla popolazione, con quella determinazione tipica comunque di una forza militare che si sa imporre, ma con quella disponibilità che ci caratterizza tutti i giorni negli interventi anche sul nostro territorio. E onestamente, visto e considerato che il personale che viene immesso nei teatri operativi viene precedentemente indottrinato sul contesto in cui si trova ad operare, superata la difficoltà della lingua con conoscitori di lingua locale, ma anche con l'uso corrente che ormai anche tutti i nostri appartenenti, soprattutto i più giovani, fanno della lingua inglese, siamo in grado di poter riuscire a affiancarci alle forze di polizia locali che hanno bisogno di un sostegno non solo tecnico per procedere, ma anche organizzativo per ristrutturarsi. E quindi anche lì a favore della popolazione, dei bisognosi, di chi purtroppo in alcune circostanze ha perso tutto. Quindi deve ridarsi proprio un'organizzazione, riformare i corpi di polizia locale e quant'altro. Molto interessante. Ecco, questo impegno è diventato poi un impegno verso il prossimo e della continuità di quello che ha fatto prima. Chiaramente dismessa l'uniforme, quelli che sono i sentimenti che ti hanno mosso per una vita non vengono sopiti. I già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, una volta collocati in congedo, hanno la possibilità di aderire all'Associazione Nazionale Carabinieri, un sodalizio, un'associazione combattentistica e d'arma che ha quale scopo quello di tenere vivo il collegamento tra l'arma in servizio e l'arma in congedo, ma soprattutto di tenere vive le tradizioni, i simboli che in servizio ci hanno mantenuto viva l'attenzione e soprattutto hanno fatto sì che quotidianamente potessimo sempre trovare nei nostri principi il fondamento per poter portare avanti le attività istituzionali. Un'associazione nazionale carabinieri che ha due anime, una sociale e l'altra di volontariato. Anche in Veneto l'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha voluto riconoscermi il ruolo di ispettore regionale, può contare su 183 sezioni per un totale di 21.000 associati, parte dei quali organizzati in strutture di volontariato e di volontariato impiegato in protezione civile, per cui al di là di quello che può essere l'assistenza ai bisognosi, un'organizzazione strutturata di intervenire in casi di calamità naturali, c'è una colonna mobile pronta ad intervenire nell'ambito della maggiore organizzazione della protezione civile regionale e nazionale, ma anche ad intervenire con i vari gruppi presenti sul territorio in occasioni in cui l'occhio esperto di chi ha fatto tanti anni il carabiniere può, affiancandosi alle forze di polizia ancora in servizio attivo, dare quel segnale di tranquillità, di rassicurazione e di aiuto concreto ad eventi, a situazioni dove magari c'è la necessità di riuscire a indirizzare certi comportamenti perché non vadano a trasgredire oltre. E il suo ruolo, perché chiacchieravamo nel fuori onda di quanto è importante seguire certe regole, avere un'attenzione per quelli che sono i regolamenti o i protocolli, come si vogliono chiamare. Lei ha un ruolo di ispettore per la ANC. Che cosa consiste questo ruolo? Chiaramente
l'Associazione Nazionale Carabinieri e tutte le associazioni che abbiamo sul territorio nazionale nelle varie articolazioni territoriali, soprattutto quando sono molto corpose, molto numerose, hanno la necessità di darsi delle regole interne. Le regole sono quelle modalità di comportamento che tutti noi abbiamo e dobbiamo avere perché la convivenza possa essere la più serena, la più civile possibile, ma soprattutto perché se si ha il desiderio di voler mettere insieme delle forze per continuare a voler essere utile, bisogna che questi slanci di generosità vadano gestiti. Non si può andare e procedere alla rinfusa, perché in certi contesti si rischia di fare peggio. Allora l'Associazione Nazionale Carabinieri ha uno statuto a livello nazionale e ha un regolamento poi di attuazione per gestire le modalità dal momento dell'iscrizione al momento del comportamento nell'ambito dell'associazione, per passare poi all'impiego sul territorio a favore della comunità attraverso le istituzioni locali, perché noi collaboriamo con le amministrazioni comunali piuttosto che altre organizzazioni che ci chiedono la possibilità di. Il sistema è ampio, le necessità sono molte e avere il compito di coordinare a livello regionale tutte queste presenze comporta il dovere di far sì che ci sia sempre qualcuno al loro fianco, in caso di necessità gestionale, che li possa invitare, spronare a far sì che non vengano persi di vista certi obiettivi, ma soprattutto che ci si continui a comportare nel rispetto di quelle regole che a volte possiamo ritenere non necessarie, ma con una visione più ampia su tutto quanto il Veneto invece è proprio molto più significativo che vengano tenute in considerazione. Ecco, parlando di ruoli, lei ormai da 3 anni è l'amministratore delegato della quella che chiamiamo la Città della Speranza, quindi l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Ci racconta un po' in quest'ambito, con quest'altra divisa, diciamo, di cosa si occupa e in sostanza cosa fate? Perché noi conosciamo la fondazione perché è un po' più, diciamo, visibile, ma in realtà l'Istituto di Ricerca fa cose importantissime. L'Istituto di Ricerca Pediatrica è una emanazione della Fondazione Città della Speranza, anch'esso giuridicamente costituito come fondazione, ed è il braccio operativo. La Città della Speranza si adopera da ormai più di 30 anni per raccogliere fondi per la ricerca, prevalentemente in campo pediatrico e ancora di più per l'oncoematologia pediatrica. Tutti questi fondi sono messi a disposizione dei ricercatori che ospitiamo all'interno della struttura che appunto denominiamo Torre della Ricerca. Una struttura di 17.500 metri quadri, sono 10 piani, 31 laboratori con tutta una serie di aree di ricerca dove la predominante è appunto l'oncoematologia pediatrica, per passare poi per tutti quegli aspetti che i nostri ricercatori che conducono una ricerca traslazionale, quindi direttamente al letto del paziente, e questo è possibile perché i nostri ricercatori sono prevalentemente i medici che svolgono la loro azione quotidiana di sanitari presso l'azienda ospedaliera, quindi il nostro policlinico. L'Istituto di Ricerca Pediatrica ha insieme a Città della Speranza un accordo quadro di collaborazione con l'Università di Padova e più specificatamente per quanto riguarda l'oncoematologia pediatrica, le malattie rare, l'X fragile, con il Dipartimento Salute Donne e Bambino e con l'azienda ospedaliera. Quindi un partenariato pubblico-privato, un felice esempio di collaborazione di queste realtà, dove di privato per quello che ci riguarda c'è solo la forma giuridica, ma lavoriamo
con il pubblico, nel pubblico, per un interesse pubblico che è quello della salute, a maggior ragione se la salute in questione è quella dei piccoli che sono meno fortunati. Quindi la mia presenza all'interno come amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica è finalizzata a anche lì riuscire ad ottimizzare la gestione delle risorse e le modalità procedurali della ricerca. In tutto ciò, chiaramente non essendo un tecnico, sono affiancato da una meravigliosa direzione scientifica che si raccorda con i vari principal investigator responsabili dei laboratori. Perché la scelta è ricaduta su di me? Perché l'Arma dei Carabinieri ormai da 15 anni affianca Città della Speranza in una serie di iniziative finalizzate alla raccolta di fondi. Visto e considerato che la sede di Città della Speranza è in Veneto, è stata la Regione Veneto, dove ho prestato servizio nell'ultimo periodo, a interfacciarsi con questa meravigliosa realtà, che è un mondo complesso, un mondo articolato, ma è un mondo animato da centinaia e centinaia di volontari che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo per raccogliere tutto quanto può essere utile, e purtroppo la ricerca costa, ai nostri ricercatori, che sono più di 100 nella torre della ricerca e che tutti i giorni, con quello stesso entusiasmo con il quale io mi sono arruolato a 18 anni, portano avanti i loro sforzi per riuscire a debellare il più possibile le malattie oncoematologiche, ma le malattie pediatriche in generale. Ecco, si percepisce una passione in quello che ci racconta e una voglia di servire. Allora, dismettiamo un attimo il ruolo del generale Lupi e Stefano, domani mattina dove si vede? Cosa vorrebbe fare? Qual è il sogno nel cassetto che è ancora lì e dice questo lo farò? Poter continuare a sognare, secondo me, è la base per poter continuare a sentirsi vivi. Una vita spesa a disposizione di chi ha rappresentato di aver bisogno fa sì che io sia riuscito a coronare quel sogno e pertanto mi vedo ancora presente in ogni dove ci fosse la necessità di poter essere utile per la collettività. La collettività è quel contesto dove il senso di appartenenza fortissimo, soprattutto lo devo dire per quanto mi riguarda per la città di Padova, che mi ha accolto, mi ha adottato e mi offre la possibilità di vivere un presente e sperare in un futuro meraviglioso insieme alla mia famiglia, quindi un senso di appartenenza che mi consentirebbe di potermi mettere a disposizione, qualora ce ne fosse bisogno, in qualsiasi contesto che riuscisse ad essere utile per il mio meraviglioso mondo, che è il mondo meraviglioso nel quale comunque noi viviamo e del quale dobbiamo essere fieri. Un mondo che spesso è turbato, un mondo che spesso è denigrato, ma bisogna essere sempre positivi e quindi il fatto di poterci essere e poterci confrontare e lavorare per migliorarlo vuol dire che sicuramente se lo merita, e se se lo merita lo possiamo fare. Bene. Allora noi ringraziamo il generale Stefano Lupi di essere stato qui con noi e soprattutto lo ringraziamo per questo messaggio positivo che ci ha voluto regalare. Grazie. Grazie a voi.